Non è facile intervistare Renzo Trentin, però ne approfittiamo per parlare del momento del golf. So che tu non hai peli sulla lingua, dici sempre le cose, quelle che pensi. Non stiamo andando benissimo nel Veneto, o quantomeno potremmo andare meglio se ognuno non guardasse soltanto il suo orticello, vero Renzo? Questo direi che una tiratina di orecchie dovremmo darla ai nostri presidenti, perché qualsiasi iniziativa, purtroppo abbiamo dei presidenti, non tutti, perché per esempio il mio presidente Benetton, come il mio presidente di Villa Gondomar, il circo di Villa Gondomar, il circo di Castelfranco, sono molto felici di allargare questo numero di partecipanti al golf. La federazione si sta dando al massimo per portare avanti il numero, però non c'è dei circoli che cercano di contrastare. Prima lo contrastavano con i campi pratica, adesso con la libero tesseramento, e questo è un grande errore di mentalità. Lo sapevamo e lo ringraziamo.